Rieccoci insieme. Abbiamo affrontato il primo capitolo con la segretaria generale Elena Di Gregorio, con noi collegata relativamente alle case di riposo, una situazione molto difficile che deve essere affrontata a livello regionale. Hanno interpellato i prefetti. Poi torniamo su questo argomento. Nel contempo volevo anche interpellare Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. Segretario, la segretaria ha accennato a una vostra anche presa di posizione per quel che riguarda le lavoratrici, perché sono per lo più donne, però anche lavoratori in generale di queste strutture. Prima di iniziare l'altro capitolo relativamente ai lavoratori, vuole dire qualche cosa? Intanto voglio esprimere tutta la gratitudine, il sostegno a questi 10.000 lavoratrici e lavoratori, perché tali sono nel Veneto che sono addetti nel sistema sociosanitario, nelle case di riposo, che pur nelle condizioni che venivano descritte prima, hanno portato avanti con un senso del dovere, di servizio e mi viene da dire di solidarietà che andava anche oltre la dimensione strettamente professionale, un'attività, un lavoro in condizioni totalmente inaccettabili. Io penso, guardate, una prima riflessione complessiva, tutti quanti immagino abbiamo guardato con orrore all'approccio che inizialmente alcuni paesi avevano pensato di mettere in campo di fronte a questa epidemia. Mi riferisco in particolar modo alle parole orribili di Boris Johnson, che è arrivato a teorizzare l'immunità di gregge a spese della parte più fragile, più debole della popolazione. Io penso che noi dobbiamo essere orgogliosi, pur in questa situazione difficile, di un approccio italiano che invece ha affrontato da subito l'emergenza sanitaria. Non possiamo però permettere che nei fatti, come sta avvenendo nella nostra regione, la parte più fragile, più debole venga lasciata così esposta. Quello che si sta consumando nelle case di riposo del Veneto e non solo del Veneto è una tragedia inaudita. Dei luoghi che dovrebbero essere di cura, di presa in carico, di assistenza delle persone più deboli nella fase di vita più fragile si stanno tramutando in luoghi di malattia e di morte. Certo, è un dato che arriva purtroppo da questa ondata di epidemia, ma ci sono delle responsabilità politiche che sono, io penso, gravissime e che quando passerà questa fase di emergenza dovranno essere analizzate molto bene. Diceva Elena Di Gregorio prima, ci siamo mossi da subito, un mese fa, avvertendo immediatamente, pensate a Merlara, un monito per tutti di cosa può succedere e soprattutto cercando di mettere in campo tutte quelle misure che prevenissero il contagio e, lo hanno detto i sindacati dei pensionati unitari ieri in Veneto, l'ecatombe che rischiamo di consumare all'interno di questo circuito ai danni di questa popolazione anziana. Abbiamo chiesto alla Regione di mettere in campo tutto quello che poteva e purtroppo siamo oggi al 3 di aprile senza ancora delle risposte. Non ci bastano gli annunci, non ci bastano le parole nelle conferenze stampa, serve mettere in campo una strategia. È stato detto giusto, non possiamo lasciare da sole le singole strutture che non sono in alcun modo in grado di affrontare questo tsunami qui. Serve una strategia e un approccio sistemico e regionale che coordini degli interventi e che li sostenga direttamente attraverso le strutture, le ASL, le direzioni, le strutture sanitarie che ci sono nei territori. Noi dobbiamo pensare in questa fase di emergenza che le case di riposo sono sostanzialmente, devono essere equiparate a presidi sanitari a tutti gli effetti, anche per i lavoratori, questi 10.000 lavoratrici e lavoratori che per ancora adesso e per tutto questo periodo hanno lavorato a mani nude. Mancano i dispositivi di protezione individuale e non servono le mascherine, diciamo così, fuori norma che sono state mandate, servono degli strumenti che li proteggano. Chi ogni giorno deve alzare fisicamente una persona anziana dal letto, deve dargli da mangiare, deve assisterlo, deve avere le stesse protezioni, soprattutto in ambienti contagiati da Covid-19, che si hanno nelle strutture sanitarie. Questo è il punto di fondo. E poi giustamente ci sono gli operatori sociosanitari, tra l'altro pochi, già prima avevamo una carenza di organico e oggi con anche i contagi rischiamo l'implosione di tutta la situazione. Quindi il primo tema è rafforzare gli organici con misure straordinarie ed immediate. Questo abbiamo chiesto alla Regione, con assunzioni anche a tempo, con
rispetto di quegli operatori sociosanitari, delle tante realtà private che sono stati magari lasciati a casa, perché abbiamo chiuso i centri diurni, abbiamo chiuso una serie di realtà, abbiamo bisogno che quella preziosa risorsa sia in qualche modo impiegata per rafforzare organici che sono in gravissima sofferenza. Abbiamo chiesto i tamponi a tutti e i tamponi a tutti non sono stati ancora fatti, e ripeto, insisto, è ma è la cosa più importante, le protezioni per le persone, perché se no il contagio e il virus si diffonderà e aumenterà questi numeri che sono già drammatici. Assolutamente. Una cosa volevo chiederle, per quanto riguarda invece le altre categorie di lavoratori, sappiamo che c'è stata un po' di polemiche di questione perché hanno fatto richieste ai prefetti di ampliare la lista dei lavoratori che potevano accedere, delle aziende che potevano tenere aperte, quindi il codice Ateco ampliarlo un attimino perché era ancora vetusto e legato a tanti anni fa, e poi alcune sono state ammesse, altre no, adesso si spera, si auspica che dopo Pasquetta si vada verso un'apertura progressiva. Insomma, qual è la vostra posizione? La nostra posizione è molto chiara. La prima cosa, la priorità assoluta che viene prima di tutto è l'emergenza sanitaria in corso. Non esistono logiche economiche, non esistono logiche di profitto, non esistono logiche produttive. In questo momento per tutti vale questo. Dobbiamo affrontare questa emergenza sanitaria. Sbaglia chi slega o peggio contrappone l'emergenza sanitaria a quella economica e sociale. Sono due facce drammatiche della stessa identica medaglia. Se non si supera la prima, cioè la salute e l'emergenza sanitaria, non si arriverà nemmeno a parlare della seconda, nemmeno in prospettiva. Quindi per noi va affrontato con rigore ed efficacia l'emergenza sanitaria, sono giuste le misure restrittive che sono state fatte, anche quelle sulle attività produttive, rivendichiamo come CGIL e come sindacato di essere stato uno dei soggetti che per primi ha posto l'esigenza di ridurre il più possibile il perimetro delle attività produttive. Ci rendiamo conto che lo stallo economico, la gelata che stiamo vivendo avrà un impatto dirompente, ma ripeto, prima la salute e poi tutto il resto. E quindi stiamo lavorando per mettere in sicurezza i lavoratori. Noi abbiamo firmato anche prima di questi provvedimenti un protocollo importante che garantisse nei luoghi di lavoro la sicurezza al 100%, ma ci siamo resi conto che questo non bastava. Serve per chi è costretto a continuare ad andare a lavorare, e anche qui mi lasci veramente esprimere tutta la gratitudine, e penso che ogni italiano e ogni veneto dovrebbe farlo, perché ci sono lavoratrici e lavoratori che non stanno a casa e che garantiscono filiere fondamentali per una tenuta minima della nostra coesione e del nostro paese. I beni primari, li sappiamo ormai, i filoni, diciamo così, essenziali. Lì deve essere sicurezza al 100%. Gli altri bisogna stare a casa, perché non è solo un tema, come continuano ad insistere in particolare gli industriali veneti. Mi preoccupa che non ci sia questa consapevolezza, che noi oggi dobbiamo contenere il virus il più possibile, e i lavoratori, come è noto, non vanno al lavoro col teletrasporto di Star Trek, si muovono con mezzi pubblici e privati. Noi dobbiamo contenere non solo dentro i luoghi di lavoro, ma anche fuori nei territori questi movimenti, perché questi movimenti espongono queste persone ad un aumento di contagio. Quindi non è solo un tema della salute dei lavoratori, che per noi è fondamentale, ma è un contributo decisivo a quel grande sforzo per la tutela della salute pubblica che appunto ci viene richiesto per contenere questo virus. Adesso stiamo monitorando nel rapporto con i prefetti che non ci siano furbetti, perché francamente che nel Veneto siano arrivate qualcosa come oltre 14.000 domande delle aziende per derogare al blocco produttivo delle attività non essenziali, noi lo riteniamo un fatto gravissimo. Manca la consapevolezza della gravità della situazione. E ripeto, affrontare invece con efficacia il contenimento del virus è la prima fondamentale misura economica, anche per poter poi essere nelle condizioni di ripartire quanto prima, e noi tutti speriamo che quanto prima si possa ripartire. Ma ripeto, quando si ripartirà, quando riapriranno le fabbriche, non lo decidono gli imprenditori, non lo decidono gli industriali. Mi permetta,
non lo dovrebbero decidere nemmeno i politici, lo devono decidere gli scienziati. Questo è Però un noi non, punto. sì, però noi non conosciamo, ed è stato ribadito anche in più circostanze, in più consessi, il fatto che non conosciamo il parametro in base al quale ci possono dire si può ripartire, perché la Cina è ripartita quando ha raggiunto una certa soglia, che poi è relativa perché abbiamo dei dati che poi si scopre che non sono così attendibili, e il nostro sistema non ha una tenuta così a lungo periodo. Basti pensare che fino a un certo punto reggono le casse integrazioni, e poi cosa succede? Già vediamo nel sud Italia persone che non hanno lavoro, che si stanno protestando, diciamo che c'è una grossissima insofferenza che sta salendo perché non hai di che vivere a un certo punto, al di là di tutto, soprattutto le piccole imprese del nostro territorio. Sì, però si illude chi pensa che basta un atto di volontà. Riapriamo e viva. Il problema è molto semplice, io lo dico sempre alle mie controparti, guardate che se non si garantisce il contenimento del virus, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà uno sciopero della CGIL, sarà il virus a bloccare in maniera traumatica e disordinata la continuità delle attività produttive. Io non ci dormo alla notte a pensare a scelte avventate di riapertura anticipata e prematura che ci esporrebbero ad un'ondata di contagi di ritorno che stiamo già vedendo anche in altri paesi. Pensate a quello che sta succedendo ad Hong Kong, tra l'altro molto più preparata di noi nel controllo, nei protocolli, negli standard di contenimento del contagio. Hanno fatto una scelta affrettata, hanno riaperto le attività e adesso le stanno richiudendo ancora più di prima. Ora provate a immaginarvi in Italia l'idea che magari il 13 di aprile si riapre tutto quanto, evviva, e subito dopo ci ritroviamo una curva dei contagi che riprende il picco. Sarebbe dirompente per tutti, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista produttivo ed economico, perché allungherebbe ulteriormente i tempi di una possibile ripresa vera e anche, se mi permette, da un punto di vista appunto della tenuta sociale. Allora, qua ci vuole rigore. È un sacrificio, certo che è un sacrificio. Dovremmo, finita questa emergenza sanitaria, metterci nell'ottica che la nostra economia andrà ricostruita come dopo una guerra. Questo è un punto purtroppo che ci sarà. Ma oggi dobbiamo innanzitutto ridurre il danno. Nel frattempo dobbiamo dare una continuità di sostegno al reddito a tutti, e questo in parte si sta facendo perché la cassa integrazione, noi abbiamo ormai decine e decine e decine di migliaia di domande anche qui in Veneto. Il prossimo decreto del governo deve rafforzare e allungare ulteriormente questo sostegno di continuità al reddito. Dobbiamo evitare che parta il domino dei fallimenti delle imprese. Questo infatti volevo dire, perché attenzione, se parte questo, se noi veniamo proprio freschi freschi dalla crisi precedente, neanche manco ce l'avamo quasi usciti, e abbiamo visto i licenziamenti eccetera, il rischio licenziamenti è terribile, perché dopo non ci sono santi né versi, cioè, io dico, e responsabilizzare, anche insegnare a responsabilizzare le singole persone a un distanziamento sociale doveroso, perché quando tu perdi il lavoro è una tragedia infinita, e quando cominciano migliaia di persone a perdere il lavoro, non avere più occupazione perché l'azienda chiude, non può più tenere aperto. Noi abbiamo già segnali importanti di aziende che non hanno tenuta, soprattutto nel settore artigiano. Non ce n'è più, e l'abbiamo già vista sta tragedia qua. Per cui dico, anche insegnare, cioè riprendere l'attività ma con responsabilità sociale. Cioè, noi del settore comunicazione lavoriamo sempre, ma siamo i primi che siamo iperresponsabilizzati. Noi abbiamo la mascherina costantemente addosso, i guanti, a parte quando andiamo in onda togliamo, ma siamo distanziati, evitiamo gli angoli, parliamo da un ufficio all'altro a distanza. Per cui dico, adottare questo nei limiti del possibile può essere utile per evitare che il sistema crolli con dei licenziamenti paurosi. Questa è la paura totale. Il problema è che quando si lavora in linea dentro una fabbrica in produzione è molto difficile garantire distanziamenti o altro. Questo è il punto di fondo. Ci sono poi dei limiti oggettivi, materiali, quasi logistici. Noi abbiamo, anche da un punto di vista logistico, delle realtà produttive che non hanno fatto grandi investimenti anche in termini di maggiore, diciamo così, efficacia degli ambienti. Ma al di là di questo è chiaro che in questo momento noi dobbiamo concentrare tutte le risorse che abbiamo per sostenere le imprese e i lavoratori, cercare di farli attraversare questa fase di sospensione. Ripeto,
le risorse messe in campo sono importanti, ne arriveranno altre, devono sostenere la continuità di reddito alle persone con la cassa integrazione, con tutte le altre misure anche di lavoro autonomo. Per la prima volta è stato fatto una misura praticamente universale che giustamente va a dare un sostegno alle partite IVA, al lavoro autonomo e così via. Va garantita, e mi pare che si stia ragionando in questo weekend di un nuovo decreto che dovrebbe garantire liquidità alle imprese, perché è chiaro che se non hai Sì. fatturato a questo punto quanto duri? Un mese? No, Un mese e infatti, mezzo? perché poi le 2 tasse mesi? sono solo prorogate e poi ti si sommano. Cioè. Saltano le imprese, saltano i fornitori, se saltano i fornitori saltano le banche e rivediamo quel circuito infernale che in parte, ma mai come in queste dimensioni, abbiamo già intravisto 10 anni fa. Quindi è importante la garanzia dello Stato. Servono risorse straordinarie. Il settore privato da solo non sarà mai in grado né di affrontare questo blocco produttivo, né tantomeno di ripartire dopo. Questo ce lo dobbiamo dire. Serve un intervento pubblico straordinario e qui c'è un tema importante che l'Italia giustamente ha posto, lo dico anche con decisione, all'Europa. Sì. O l'Europa si mette nell'ordine di idee che dobbiamo dare una risposta quantomeno all'altezza di quello che stanno facendo gli Stati Uniti, 2.000 miliardi di dollari subito per sostenere il sistema economico. O la Cina non parliamone, Certo. oppure ci condanniamo tutti i paesi, perché qui non è una questione di solidarietà come se l'Italia dovesse chiedere la carità, non ho capito quale paese rigorista del nord, non c'entra proprio niente. Questa è uno tsunami che sta attraversando tutto il continente e non ci si salva da soli illudendosi che come Germania o ancora di più come Olanda mi tengo dentro al mio giardino e tutto il resto può precipitare. Il punto, la sfida è a questo livello. Io penso che serve un bazooka, scusatemi l'espressione, la metafora militare, soprattutto in vista poi della ricostruzione. Se no, non penso che avremmo molte prospettive perché la botta che sta arrivando, che è arrivata, è davvero di dimensioni che non abbiamo mai visto. Grazie mille, devo interrompere perché c'è la pubblicità. Dopo la pubblicità riprendiamo però il capitolo anziani con la segretaria Di Gregorio e poi magari una battuta di chiusura anche a Cristian Ferrari. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi.